Un sostegno gratuito alla rete familiare. Il progetto Family Hub, lanciato nel Tigullio, prevede aiuti concreti a famiglie con figli minori e ISEE inferiore ai 15.000 euro. L'amicizia e la solidarietà dei piccoli alunni dell'asilo Colombo di Lavagna per i bimbi della scuola dell'infanzia Bacigalupo di San Pier d'Arena, toccati dal crollo del ponte Morandi, raccolti 500 euro. Fissata per sabato 6 aprile l'inaugurazione della strada provinciale 227, riapre così il collegamento tra Santa Margherita Ligure e Portofino, il cantiere chiuso con 15 giorni di anticipo. Preghiera, contemplazione, incontro sono le parole offerte dal Vescovo per il periodo quaresimale dalla Lectio sul Vangelo della Trasfigurazione. Questa sera l'incontro con le famiglie a Reppia. Settimo trofeo di nuoto giovanile in memoria di Chiara Rama. Lo ospiterà il Poggiolino di Rapallo domenica 17 marzo. 260 gli atleti che hanno aderito e ricavato sarà devoluto al Gasellini di Genova. Buonasera a tutti gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. In apertura il tema della famiglia. Di fronte alle crescenti difficoltà che incontrano i nuclei familiari del territorio si sta rafforzando una rete sociale di operatori che prendono a carico le problematiche, ma prima ancora prendono a cuore il sostegno ai genitori con figli, soprattutto i figli minori. In questa direzione va il progetto Family Hub che trova nel Consorzio Tassano servizi territoriali, un ente capofila di diverse realtà del terzo settore. Iniziativa che si propone di offrire alle famiglie un aiuto concreto sia materiale sia a livello formativo. Il servizio che abbiamo preparato. L'obiettivo è non isolare la famiglia, ma renderla parte integrante di un tessuto sociale fatto di relazioni, attività, incontri. A questo scopo il progetto Family Hub si rivolge ai nuclei con anche un solo figlio minorenne a carico e con ISEE inferiore ai 15.000 euro. Il progetto ha un'offerta molto ampia, si spazia da contributi economici come ad esempio il rimborso spese per attività sportive del proprio figlio, mette a disposizione anche consulenze gratuite sia individuali che di gruppo con professionisti come psicologi, pedagogisti e avvocati. Inoltre è possibile sempre gratuitamente attivare una figura educativa a casa per permettere al genitore di conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro. L'iniziativa è promossa dal Centro Famiglia Tigullio, coinvolge la conferenza dei sindaci dell'ASL 4 Chiavarese e diversi soggetti del terzo settore, Consorzio Tassano Servizi Territoriali, Comune di Chiavari, Consorzio Agorà, Cooperativa Lanza del Vasto, Villaggio del Ragazzo. L'offerta non si concretizza solo con un aiuto materiale, ma anche attraverso incontri informativi e formativi. Viene offerta anche la possibilità di usufruire di laboratori artistici e culturali in spazi dedicati come ad esempio il Centro Famiglia Tigullio e incontri dedicati genitore, mamma, bambino. Inoltre vengono proposti dei momenti formativi e informativi per le famiglie su tematiche appunto legate alla genitorialità. Per accedere al progetto ci si può rivolgere ad un referente per ciascuno dei distretti sociali, fissare un appuntamento per un colloquio di conoscenza ed attingere informazioni utili per avere la possibilità di accedere alle misure o inviare una mail all'indirizzo centrofamigliatigullio@gmail.com. Vi invitiamo veramente tutti a non esitare a chiamare, a prendere un appuntamento per attivare il progetto perché è veramente più facile di quanto possa sembrare e insieme troveremo appunto la rete familiare adatta ad ognuno di voi. Continuano le iniziative di solidarietà e di aiuto della popolazione di Genova colpita dal crollo del ponte Morandi e questa mattina è stata la volta dei piccoli alunni dell'asilo Colombo di Lavagna che in un momento di festa nel cortile della scuola hanno consegnato il ricavato della propria iniziativa natalizia di vendita di biscotti, 500 euro, la cifra raccolta che è stata consegnata nelle mani dei bimbi della scuola dell'infanzia Bacigalupo di Genova, San Pier d'Arena. Noi eravamo presenti. Un ponte fatto di tante mani colorate, sopra i bambini che si tengono per mano e la scritta Genova nel cuore. Così i bambini della scuola dell'infanzia Colombo di Lavagna hanno provato a disegnare il crollo del ponte Morandi e dalla tragedia che ha colpito il capoluogo ligure far nascere un sentimento di speranza e di condivisione. Ma il loro lavoro non si è fermato qui. A Natale, insieme alle insegnanti e con l'aiuto dei genitori, hanno preparato tanti biscotti dolci che venduti hanno permesso di raccogliere 500 euro. Ecco allora che l'impegno
segno di solidarietà si è fatto concreto, speranza e dono per tanti piccoli amici che da quel 14 di agosto hanno visto la loro vita cambiare radicalmente. Come per i bimbi della scuola dell'infanzia Bacigalupo di San Pier d'Arena a Genova, la consegna a loro del ricavato dell'iniziativa è diventata una festa che è andata in scena nel cortile della scuola materna di Lavagna con tanto di banda, canti e scambio di regali. Il gesto che le colleghe hanno fatto, i genitori, è un gesto veramente di grande amore per il prossimo, amore per chi ha vissuto questo momento veramente drammatico. Adesso con questa cifra simbolica ma importante che cosa farete? Questa cifra, anche se fosse la metà della metà, è sempre un regalo inaspettato. Con questa cifra compreremo casette di plastica per far giocare i bambini. Un lavoro che ha coinvolto l'istituto scolastico, che ci ha fornito la materia prima per fare i biscotti, farina, zucchero, uova, tutto quello che ci serviva. La manodopera dei bambini e del personale, la cuoca che ha messo a disposizione il suo forno, il forno speciale, che era pronto a cuocere tanti biscotti. E poi i genitori che hanno acquistato i nostri pacchetti di biscotti e in ultimo anche il dirigente scolastico che, come molti sapranno, ha origini genovesi e che ci ha suggerito il nome della scuola dell'infanzia Bacigalupo. Ed ecco che siamo arrivati ad oggi, questo io credo bellissimo incontro di condivisione. Grazie! E ora una bella notizia, aveva tenuto tante persone col fiato sospeso la vicenda, vi ricorderete, di Gianni Bergamino, il chiaverese che era scomparso da casa all'inizio del mese di gennaio. Oggi finalmente è arrivata la buona notizia. Gianni Bergamino è stato ritrovato, si trova in Francia, a Mayenne, una località non lontana dalla regione della Bretagna. Attualmente si trova ricoverato in ospedale. Le autorità italiane si stanno mettendo in contatto con quelle francesi per avviare le pratiche per riportarlo a casa. Grande il sollievo da parte degli amici che si erano mobilitati in queste settimane per cercare di ritrovarlo. Verrà inaugurata sabato 6 aprile e aperta al traffico domenica 7 la strada provinciale 227 che collega Santa Margherita Ligure a Portofino. In poco più di 5 mesi, con 2 settimane di anticipo sui ponti pasquali che segnano l'inizio della stagione turistica, Portofino tornerà quindi alla normalità. Sarà una grande festa di popolo a segnare questo momento storico per il Tigullio. Siamo davanti a uno straordinario risultato ottenuto grazie alla collaborazione istituzionale di tutti gli enti coinvolti, da Città Metropolitana ai comuni e al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, dalla Regione Liguria che ha finanziato l'intervento al 50%, al Governo che ha messo l'altro 50%. Tutti insieme abbiamo raggiunto un obiettivo impensabile considerando che la strada era completamente distrutta. Così ha sottolineato l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone. Sarà un momento storico per Portofino che ha vissuto questi mesi in isolamento con grandi difficoltà, ha evidenziato il sindaco del borgo Matteo Viacava. Proprio per questo stiamo pensando a una grande festa che coinvolga tutti gli abitanti dei 3 comuni e i turisti che vorranno venire. Portofino è pronta per tornare alla normalità. E proseguono a Rapallo anche le operazioni per la rimozione del suegno, lo yacht arenato nel Golfo Marconi a seguito della mareggiata del 29 ottobre. L'intervento è molto complesso, ma contiamo condizioni meteo-marine permettendo che l'imbarcazione venga rimossa entro la fine di questa settimana. Così ha sottolineato il sindaco Carlo Bagnasco. I tecnici sono al lavoro per portare il livello del fondale da 1 a 4 metri, così da poter consentire, una volta rimosso lo yacht, l'avvicinamento dei pontoni alla riva per portare via le imbarcazioni ancora arenate sul lungomare. In avanzamento anche i lavori di realizzazione della copertura del torrente San Francesco. Al momento restano da posizionare 4 travi latomare che dovrebbero giungere a Rapallo nei prossimi giorni. Una volta posizionate, l'intervento procederà con la gettata della soletta e la realizzazione delle rampe di collegamento con il lungomare Vittorio Veneto. A Chiavari iniziano domani i rilievi sui ponti del torrente Rupinaro. Queste misurazioni sono funzionali alle future prove di carico che dovranno accertare lo stato di conservazione dei ponti. I
I rilievi, che saranno effettuati dallo studio del geometra Roberto Dondero attraverso la tecnica del laser scanner, inizieranno domani sul ponte di Via Descalzi, proseguiranno lunedì sul ponte di Corso Genova, martedì su quello di Corso Italia e mercoledì sul ponte di San Pier di Canne. In concomitanza con l'intervento dei tecnici, sui ponti e nelle loro immediate vicinanze sarà vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli. Ogni mattina i rilievi saranno effettuati a partire dalle 8:30. Anche l'edificio di Via alle Scuole a Reggio Aglio sarà oggetto di un intervento di adeguamento sismico per il quale la Regione Liguria ha messo a disposizione 498.000 euro su un totale di 1.781.000 stanziati per i 4 interventi. Grazie ai fondi sbloccati dal Ministero, spiega l'assessore Marco Scaiola, contiamo di proseguire nel 2019 il lavoro di adeguamento delle scuole, puntiamo a ottenere almeno altri 30 milioni di euro ad accelerare al massimo la realizzazione degli interventi già finanziati. E prosegue la visita pastorale del nostro vescovo diocesano. Ieri sera a Borzone Monsignor Tanasini ha dato lettura del Vangelo di Luca sulla trasfigurazione di Gesù e ha offerto alcune parole sulle quali riflettere nel periodo della Quaresima. Vediamo. Preghiera, contemplazione e incontro, 3 parole per altrettante indicazioni di vita, un cammino in 3 tappe che il Vescovo ha offerto per vivere al meglio la Quaresima di quest'anno. Gesù, ricorda Monsignor Tanasini, si ritira a pregare sul monte. La preghiera è comunione con Dio, un gesto fondamentale da vivere in queste settimane in modo rinnovato e approfondito. La scrittura dice poi che il volto di Cristo divenne altro. Per il Vescovo è l'invito a contemplare il volto di Gesù, che è diverso da tutti gli altri, risplende di gloria, di una luce che avvolge gli uomini e che arriva dal battesimo e dall'azione dello Spirito Santo. Quanto per noi è importante fare rifulgere questa gloria nella quotidianità della nostra vita. Quanto noi siamo consapevoli quotidianamente di questa condizione unica. Poi il richiamo alla decisione. Gesù sceglie di andare a Gerusalemme, che pure sarà il luogo della sua passione. Per Monsignor Tanasini è un richiamo a decidere della propria vita, ad avere ideali e a perseguirli e a tagliare i fili con tutto ciò che è compromesso. Tante volte vediamo che il nostro tempo è un tempo della precarietà, dell'indecisione. Oggi c'è la paura del per sempre, c'è la paura di un impegno stabile. Pensiamo spesso di rimanere in bilico e che questo sia la nostra libertà. Invece pensiamoci, nella nostra vita il compimento sta in una decisione. Decidere finalmente della nostra vita. Dunque l'incontro. Nel Vangelo di Luca i discepoli aprono gli occhi e vedono il mistero di Dio. Abbiamo il desiderio dell'incontro eterno con il Padre, ha chiesto il Vescovo. Oggi è rara la meditazione e la riflessione su ciò che è eterno. Oggi è raro pensare alla fine e pensare alla fine come un incontro, come una beatitudine. Perché questa è la proposta che ci viene fatta. Questa è la promessa che abbiamo ricevuto. E questa sera alle 20:30 si terrà l'incontro quaresimale di preghiera col Vescovo nella chiesa di Reppia, aperto a tutte le famiglie e agli adulti della Val Grapeglio. Domenica prossima, 17 marzo, alle ore 11, a Santa Maria di Castellenova verrà celebrata una Santa Messa per la liberazione di padre Pierluigi Maccalli. Padre Gigi, a 6 mesi dal suo rapimento, avvenuto il 17 settembre del 2018 in Niger per opera di un gruppo armato di terroristi, è ancora in mano ai suoi rapitori. Religiosi della società Missioni Africane, di cui fa parte anche padre Mauro Armanino, invitano tutti al momento di preghiera per chiedere che padre Gigi sia liberato pacificamente e possa riabbracciare i suoi cari. E come di consueto, il giovedì apriamo la nostra finestra sull'arcidiocesi genovese. La linea va alla redazione del Cittadino per vedere gli appuntamenti più significativi che si sono svolti o che sono in programma nei prossimi giorni. La linea va al capoluogo. Un saluto da Genova. Si è svolto ieri sera l'ultimo incontro del ciclo di conferenze Cattedrale Aperta, con l'interessante relazione del cardinale Sacco, patriarca di Babilonia dei Caldei, che ha parlato della situazione dei cristiani in Iraq dopo le 2 guerre del Golfo.
Nella prima parte della sua relazione, il cardinale si è soffermato sulla presenza cristiana nelle terre d'Oriente, quindi ha raccontato gli ultimi sanguinosi decenni e le persecuzioni che i cristiani hanno subito, mostrandosi dei veri confessori della fede, rimanendo in quelle terre nonostante tutto. La preoccupazione per il futuro è che però questa presenza possa sparire. Ma l'intervento del cardinale Sacco è stato anche ricco di speranza e di fiducia e di indicazioni per un Occidente che, dimenticando le sue radici, rischia ugualmente di perdersi. La registrazione integrale della conferenza del cardinale Sacco è disponibile sul sito del cittadino www.ilcittadino.ge.it e sul sito della diocesi www.chiesadigenova.it. Cambia location quest'anno il tradizionale appuntamento con la Via Crucis cittadina nel periodo quaresimale. Da Piazza della Vittoria infatti ci si sposta nella suggestiva cornice del Porto Antico. Il cardinale Bagnasco presiede la Via Crucis venerdì 15 marzo, l'appuntamento è dall'Acquario alle ore 20:30. In caso di maltempo la Via Crucis si svolgerà in cattedrale. L'evento sarà trasmesso sul sito www.ilcittadino.ge.it e in TV su Telepace 3 al canale 115. Domenica 17 marzo alle ore 11 a Santa Maria di Castello verrà celebrata una Santa Messa per la liberazione di padre Pierluigi Maccalli, rapito 6 mesi fa, il 17 settembre 2018 in Niger per opera di terroristi. Per padre Maccalli si è pregato anche lunedì 11 marzo in occasione di un incontro che si è svolto presso la sala Frate Solo in Piazza Bandiere nella Basilica dell'Annunziata. Presente Monsignor Nessor Nongo Aziagbia, presidente della Conferenza Episcopale del Centrafrica. L'incontro è stato organizzato dalla Società Missioni Africane, alla quale appartengono sia padre Maccalli che Monsignor Nongo, e dalla comunità di Sant'Egidio. Martedì 19 marzo, in occasione della solennità di San Giuseppe, in cattedrale il cardinale arcivescovo celebra la Santa Messa per il mondo del lavoro. L'appuntamento è alle ore 18:30. E con questo da Genova è tutto, restituisco la linea a Chiavari. Bene, grazie. Nel 2018 sono aumentati di 6.000 unità gli occupati in Liguria, che sono passati quindi da 603.000 a 609.000, facendo registrare un più 1%. E anche il tasso di occupazione ligure sale, passando dal 62,4% del 2017 al 63% del 2018. Lo confermano i dati dell'Istat, numeri che certificano come la Liguria stia attraversando una fase sovracongiunturale non solo rispetto alla media nazionale, commenta così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. Osservando i dati nel dettaglio si può notare come cresca il lavoro dipendente, più 1,8% pari a 8.000 unità, a cui fa da contraltare una flessione del lavoro autonomo, meno 1,3% pari a 2.000 unità. Crescano anche gli occupati dei servizi, più 1,9%, manifatturiero 3,9%, nonostante una complessiva flessione dell'industria, meno 0,8%. Cresce dell'1,9% l'occupazione femminile, più 5.000 unità, meno quella maschile, più 0,3, circa 1.000 unità. Sul fronte della disoccupazione, in Liguria i disoccupati salgono dalle 63.000 unità del 2017 alle 67.000 unità del 2018, purtroppo più 6,3%. Il dato della disoccupazione, spiega Toti, non deve trarre in inganno, si tratta di un segnale che indica come molte persone abbiano ricominciato attivamente a cercare un lavoro, ad esempio iscrivendosi e servendosi del supporto dei centri per l'impiego. Non si tratta quindi in sé di un dato negativo, lo sarebbe se calassero gli occupati. E in Liguria crescono più che del resto d'Italia. Le novità in arrivo per la raccolta dell'olio alimentare usato a Cogorno. A breve, in diversi punti del territorio e nelle vicinanze delle scuole, a cura della Ecorec SRL, verranno posizionati dei nuovi raccoglitori chiamati Olindo, con apertura conforme a una bottiglia, in modo che i bambini e i genitori possano inserire l'olio alimentare, non solo gli scarti dopo la frittura, ma anche quello dei prodotti in scatola come il tonno e le verdure. A settembre poi partirà un progetto che coinvolgerà le scuole con premi e di materiale didattico. Questa mattina, intorno alle 11:15, si è verificato un incidente sul lavoro presso i cantieri del Muggiano di La Spezia. Un operaio di 25 anni è stato colpito da una scarica elettrica a basso voltaggio mentre stava lavorando su una nave. Sul posto è giunta l'automedica Delta 1 col medico e un infermiere a bordo, un'ambulanza della Croce Rossa di Muggiano per il soccorso al ferito.
sono intervenute anche le forze dell'ordine e il personale interno del cantiere per il rilevamento del caso. Il paziente è rimasto sempre cosciente e risultava stabile dal punto di vista dei parametri vitali. È stato accompagnato in codice rosso però al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di La Spezia per accertamenti. A Zoagli, nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dell'uso di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti un 19enne di Rapallo, gravato da pregiudizi di polizia. Il giovane è stato trovato in possesso di 3 grammi circa di hashish che gli è stato sequestrato. E ora spazio all'economia, oltre 10.000 computer del fisco saranno regalati a scuole, no profit e pubbliche amministrazioni. Il nuovo bando nazionale è stato pubblicato oggi sul sito delle entrate. Per entrare in graduatoria basta inviare una PEC entro il 12 aprile 2019. I dettagli nella scheda della settimana, la sigla. Sono più di 10.000 i computer in regalo da parte del fisco. La gara è aperta a tutti gli istituti scolastici statali e paritari, le pubbliche amministrazioni, gli enti e gli organismi no profit, anche privati. La domanda per aggiudicarsi i computer dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata alla mail in sovraimpressione entro mezzogiorno del 12 aprile di quest'anno. Per formulare la richiesta occorre utilizzare l'applicazione Fenis, accessibile al link del Fisco Oggi. La mail certificata di richiesta dovrà avere come oggetto il codice della gara AE 2019 e contenere in allegato il file dal nome phoenix.xml scaricato dall'applicazione. L'istruzione avrà la priorità. L'assegnazione dei computer infatti prediligerà gli istituti scolastici degli enti locali. Seguono le amministrazioni e gli enti pubblici e privati appartenenti alle categorie degli organismi di volontariato e di protezione civile che operano in Italia e all'estero a fini umanitari. Poi gli enti no profit, gli istituti scolastici privati e gli altri enti e organismi che svolgono attività di pubblica utilità. Coloro che si aggiudicheranno i PC riceveranno via PEC tutte le informazioni su dove e quando ritirare i computer. I PC da dismettere saranno distribuiti in lotti di 5. Appena in uno degli uffici delle entrate saranno pronti i 5 computer da regalare, l'agenzia contatterà il primo ente in graduatoria che abbia espresso preferenza per la provincia dove si trovano i PC, purché non abbia già ricevuto altre apparecchiature in dono con questo bando. Per ulteriori informazioni sul bando è possibile scrivere alla casella di posta elettronica non PEC che vedete in sovraimpressione entro l'11 aprile prossimo. Torniamo in studio. L'Associazione Temporanea di Imprese Insieme per la Sicurezza, composta dall'Opera Diocesana, Madonna dei Bambini Villaggio del Ragazzo, che è il soggetto capofila, ISFOR Coop, Accademia del Turismo, ESSEG e CIPA Genova, Ausind SRL, Consorzio Formazione Polcevera, promuove il catalogo dell'offerta formativa per promuovere la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono azioni definite in base alle linee guida della Regione Liguria. Gnocchetti di Prebugiun con gambero di Santa e Portofino Gourmet Italy. La prima ricetta che ha ottenuto il via libera è l'utilizzo del marchio Gambero di Santa da quando è diventata prodotto Deco. Deborah Gentoso, titolare della Portofino Gourmet Italy, mostra la certificazione, vedete, rilasciata dal Comune e la brochure realizzata dall'amministrazione sul gambero di Santa Margherita. L'iscrizione nel registro Deco è gratuita. Per i prodotti, le istanze per ottenere il riconoscimento dovranno essere corredate da una serie dettagliata di informazioni. Oltre 70 persone, per lo più anziani, hanno partecipato all'incontro informativo contro le truffe a scuola di sicurezza dai carabinieri, che si è svolto nel teatrino della parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa a Lavagna. A mettere in guardia le persone contro i sempre più frequenti tentativi di truffa, il comandante della compagnia carabinieri di Sesti Levante Massimo Esposito, coadiuvato dal titolare della stazione sestrese Federico Calamo. Era presente anche il vice parroco Don Stefano Libini. Il relatore hanno illustrato con le parole semplici e chiare alcune regole d'oro consultabili anche sul sito www.carabinieri.it area consigli tematici per evitare di incorrere nell'odioso fenomeno della truffa, reato antico ma che coinvolge purtroppo a livello nazionale ancora tanta gente, specie tra le fasce deboli della popolazione quali gli anziani e le persone più indifese.
Scendere in piazza per difendere l'ambiente succede in Europa e da domani anche in Italia. Da Milano a Messina, in oltre 100 città, migliaia di giovani, studenti e lavoratori manifesteranno per chiedere alla politica nuove misure di contrasto al cambiamento climatico. Global Strike for the Future, questo è il nome della mobilitazione globale lanciata nell'inverno 2018 dalla quindicenne svedese Greta Thunberg. Per quanto riguarda il capoluogo ligure, l'appuntamento è alle ore 9:30 in piazza De Ferrari a Genova e ora sentiamo un giovane attivista di Roma ai microfoni di Radio Vaticana. All we have to do is to wake up and change. Lo spirito della manifestazione è quello di farci sentire per la prima volta a livello globale tutti quanti insieme per comunicare il nostro dissento con la politica attuale che non fa nulla per limitare le emissioni di CO2, per limitare i cambiamenti climatici, tutto perché si seguono i soldi, perché si segue un'economia e come sempre è il dio denaro a regolare tutte quante le nostre scelte. A cosa pensi sia dovuto il grande successo e l'attenzione mediatica che Greta Thunberg ha ricevuto a soli 15 anni? L'attenzione è dovuta principalmente al fatto che è strano sentire parlare una bambina con le parole di un adulto, perché effettivamente quello che lei dice è che ci dobbiamo svegliare e che dobbiamo cambiare i nostri modi di fare. Perché è così importante è dovuto al fatto che lei per prima forse si è fatta sentire davanti al COP24 di Katowice e sentire una bambina parlare di cambiamenti climatici e di soluzioni da attuare è parecchio coinvolgente, soprattutto se ci si mette nei panni di politici che devono stare lì ad ascoltare. E tu come giovane studente di scienze naturali cosa chiedi e cosa speri da questo grande movimento di piazza? Io da studente della natura posso rendermi conto benissimo della gravissima diminuzione di biodiversità che c'è nel pianeta, perché questi cambiamenti climatici purtroppo portano all'estinzione di moltissime specie e sebbene possano non fregarcene nulla, in realtà sono importantissime perché fanno parte di un ecosistema del quale facciamo parte anche noi, quindi siamo direttamente colpiti da questa loro estinzione. E quello che io spero è che questo movimento, questa manifestazione globale di domani possa veramente far capire alle istituzioni che noi ragazzi, che noi persone che teniamo all'ambiente siamo tanti, che vogliamo far sentire la nostra voce e che c'è la necessità obbligata e imminente di dover cambiare il modo di produrre, di dover cambiare le nostre abitudini e le emissioni di CO2 e di gas serra. In occasione della giornata nazionale del finocchietto lilla contro i disturbi del comportamento alimentare, domani, venerdì 15 marzo, il centro disturbi alimentari dell'ASL 3 a Genova Quarto promuove un Open Day in collaborazione con l'Associazione Familiare contro i disturbi alimentari. L'equipe multidisciplinare sarà a disposizione dei cittadini dalle 9 alle 18 per offrire ascolto, consulenze personalizzate e distribuire materiale informativo su anoressia, bulimia e disturbo da alimentazione incontrollata. E ora, come di consueto, la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per venerdì 15 marzo. Donne in cammino, il percorso delle donne dalla Costituente passando per i movimenti al presente. È il tema del convegno che si svolgerà all'Auditorium San Francesco di Chiavari al mattino dalle 9 alle 12, nel pomeriggio dalle 15 alle 19. In programma interventi di numerose relatrici. Prende il via a Seste Levante nell'aula magna dell'Istituto Nata De Ambrosis il ciclo di incontri Scrivere la vita da Leopardi a Carosello. Nel primo incontro, con inizio alle 16, Massimo Cappitti e Vincenzo Gueglio parleranno su Leopardi, l'anima e il nulla. Alle 16 per i corsi di cultura di Chiavari il docente Cesare Dotti terrà una lezione di storia del territorio su Edoardo Firpo, accordatore di versi. Appuntamento in sala Livellare in via del Pino a Chiavari. Nell'ambito dei corsi dell'Accademia Culturale di Rapallo, nella sede di Villa Queirolo, alle 16 si terrà la conferenza di Luca Perego dal titolo Dello Stato europeo del governo europeo. La mostra, dalla parte dei buoni, dedicata alla vita e l'opera di Renzo Calegari, è stata allestita nella sala Alberto Ferrari a Bogliasco. Alle 17 si terrà l'inaugurazione e la presentazione del libro. A seguire Giovanni Mari intervisterà il disegnatore e giornalista Sergio Staino, al quale sarà consegnato il premio nazionale Mugugno. Riprendono gli incontri biblici proposti dalle parrocchie di Cassego, Scurtabo e Valletti in Val di Vara. Il tema quest'anno è 5 penne per il Vangelo. Alle 20:30 nel doposcuola di Cassego verrà affrontato l'argomento
momento Matteo il pubblicano. Infine Anglo Liguria da Byron a Hemingway è il tema della conferenza che il docente Massimo Bacigalupo terrà alle 20:45 nella sala Albino della Biblioteca Civica di Lavagna. Modera l'incontro Giulietta Vaglio Ricci. L'Assemblea ordinaria del CIV di Chiavari ha approvato il bilancio consuntivo ed eletto il nuovo comitato direttivo. Presidente riconfermate Alessandra Torre e vicepresidente Massimiliano Canepa. Il CIV, costituito nel 2008, ha in programma diverse iniziative, tra le quali Chiavari in Fiore, che si svolgerà nei giorni 18 e 19 maggio prossimi, e la collaborazione con il Fuori Festival durante il Festival della Parola dal 30 maggio al 2 di giugno. Regione Liguria ha prorogato di altri 6 mesi il bando Fondo di Garanzia a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche per finanziamenti destinati alla riqualificazione dell'impiantistica sportiva. Il bando, che doveva chiudere il 15 marzo, è stato prorogato al 30 settembre 2019 per consentire la realizzazione di ulteriori interventi. Ad oggi sono stati ammessi e garantiti interventi per 14 soggetti richiedenti su tutto il territorio regionale. Dato che la disponibilità ammonta a 3 milioni di euro, sono ancora disponibili fondi per circa 2 milioni. Gli investimenti devono essere realizzati nell'ambito di 1 o più sedi, dove i beneficiari svolgano regolarmente attività sportiva localizzata nel territorio regionale. La soglia minima del contributo ammesso è di 40.000 euro, mentre la soglia massima del valore dei beni ammessi ad agevolazione fissata in 400.000 euro per ciascun beneficiario. Rapallo ospita il 7° trofeo Chiara Rama di nuoto, dedicato alla memoria della giovane campionessa mancata prematuramente a causa di un linfoma. L'iniziativa è in programma domenica, 17 marzo, a partire dalle 9:15 e il ricavato sarà devoluto al Guscio dei Bimbi del Gaslini di Genova. Sentiamo. Sono passati 15 anni ormai da quando Chiara Rama è scomparsa. Giovane promessa del nuoto negli anni '80, è stata portata via da un terribile linfoma, appena 31enne. Per aiutare altri giovani in situazioni analoghe, i suoi genitori hanno dato vita ad un fondo che ogni giorno e con la forza che scaturisce dalla memoria di Chiara raccoglie fondi e sviluppa iniziative benefiche. Ad esempio il trofeo di nuoto, giunto alla 7ª edizione, la manifestazione è destinata quest'anno al Guscio dei Bimbi dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Il Guscio dei Bambini è l'hospice dedicato ai bambini, ma non un hospice dove uno pensa che si va purtroppo a morire. L'hospice dà la possibilità ai bambini di essere curati, di ritornare a casa e ai genitori di imparare come devono saperli gestire. Il trofeo si svolgerà domenica 17 marzo al Poggiolino di Rapallo. Hanno aderito 260 atleti per 6 società provenienti da Liguria e non solo. Le gare di nuoto agonistico e preagonistico a livello giovanile saranno ben 650. Saranno i 50 stile, 50 dorso, i 50 delfino e i 50 rana. Il fondo Chiara Rama Onlus è attivo dal 2005. Il suo obiettivo è aiutare le persone affette da linfoma o da patologie affini e i loro familiari e più in generale tutte le persone che soffrono. Al Gaslini abbiamo seguito per molti anni i guariti, cioè quel periodo che i bambini dopo essere stati operati di malattie oncologiche hanno bisogno di essere seguiti anche dopo. A Chiavari invece diamo la borsa di studio alla psicologa che va nelle scuole, cioè allo sportello nelle scuole dove possono andare i genitori o i ragazzi che hanno bisogno di un supporto. Poi abbiamo aiutato l'hospice di Chiavari sempre con una psicologa, adesso diamo la borsa di studio alla psicologa dell'oncologia di Sestri Levante. Nuovo direttivo per il gruppo micologico Grasso di Rapallo, impegnato da oltre 29 anni in ambito di studio, divulgazione e ricerca nei settori micologico, naturalistico e ambientale, anche attraverso collaborazione con enti, scuole e altre associazioni. Nuovo presidente Cinzia Valle, vicepresidente Angela Cavanna, segretario e tesoriere Santi Agnelli. Questa era l'ultima notizia del nostro giornale. Il prossimo appuntamento con l'informazione è rinnovato a domani alle 12:45 con il TG13. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata con i programmi della nostra rete. Arrivederci.